Buondì Frus, bentornati al nostro appuntamento con le storie. Ecco qui una nuova storia di Nadal. Volete sentire? Allora, orelli viertis e voi sbaràs. Buon ascolto. Il piccolo Babbo Nadal. Dal profondo al nord, là che la neve attacca a venire quando lì di noi che mo è stato, ben taponato fra gli arbui, è il paese di tanti Babbo Nadal. Tanti infatti viveva un piccolo Babbo Nadal, sempre in vore di alc. Era sempre lui il primo alla strada, a lustrare i stivai e a spolverare il capotto. Dal momento che altri Babbo Nadal non avevano anche modo deciduto c'è portare i frus, il piccolo Babbo Nadal aveva già preparato e impacchettato di un tocco tutti i regali. Ai piaceva impastare i regali con le sue mani. Al sapeva costruire qualsiasi giocattolo, macchinuti scolorati, chianuscoli rodi, orsus di tele, chiasuti spalipipini. Per notte abbaiata ai suoi gustosi dolcius, al sapeva preparare biscotti con qualsiasi forme, arbui di marzapan, torrons e il panettone più buono del mondo. Dal momento che tutti i regali e i dolcius erano pronti, si preparava per la via. E era il più contento dei Babbo Nadal, ma ogni volta era sempre che storie. No, non ti puoi svenire via con noi, diceva il gran Babbo Nadal, che era il capo del paese. Tu sos massa piccolo. I frusa si rondolaresti dalle ridades, disse un Babbo Nadal giovane e arrogante. Saluvio dessim, arritunatri. Da che ridicole slitte, all'ucchiappa in giro anche un altro. Era improprio cence cor, e poca manchiave che il gran Babbo Nadal aiulassasse tutto a chiesa. Da che l'anno i regali erano intanto di partavia e lui non poteva stare senza i garzons dei Babbo Nadal. In tutto il caso, aiutò a chialarsi di triste e gli ha detto: comportarsi bene. Dopodiché si gira contro il piccolo Babbo Nadal e dice: magari l'anche al vento ti porteremo con noi. Ma il piccolo Babbo Nadal da ormai a noi credeva più. Dal momento che altri Babbi Nadal sono la svie, il piccolo Babbo Nadal hanno la più voluto né viodi e né sentì nessuno. Alla sera tutti i balconi di chiesa so e alle restate per solta la sua chiamare. A noi interessava di essere più piccolo a lui. Lui aveva voglia e dome di portare i regali ai frus. All'inizio fuori di chiesa dove sozzere, quando era tutto quieto. Se non poteva la via, voleva al manco di stirarsi le gambe. Gli steli si faceva tanto l'usoro, ma il piccolo Babbo Nadal neanche li chiarava. Un momento, al sin dalle voci che venivano dal bosco, là che vivevano le bestie. Ci potevano chiacchierare che ore lì dalla notte. Queste volte a essi piccoli ai lave benù, perché che all'arrivata la idoglia senza che le bestie si accorgessero. A noi manchiava nessuno, era la sghirate e i neus, l'ors, il lo e i suriutis e aerei, tutti arrabbiati. A non le ius, diceva l'ors,
I babos Nadal vanno dei cristiani e non dalle besties. E poi noi siamo sta pur d'oglie, al di Signore. Ah, è sempre stato così, è disacciuite. I crot propite che non cambierà mai nuie. In tutto il caso, sarà scambiata. Dal momento che il piccolo Babbo Nadal alla sentito che il discorso, alle tornato cidin a chiesa. Si è visto tutto per ben, alla appoggiato i regali alla slitte e si è inviato. Gli renni saranno nati svieduti, ma parla fin dal boss al poter sburtarsi di besoli. Da che sera lì, i besti si hanno fatto una grande feste. Di che feste che non si erano mai veduti prima. E il piccolo Babbo Nadal ha portato un regalo per un paducchio. Il più contento è stato l'ors, perché non aveva mai avuto un regalo dalla sua vita. La più braurina è stata la suite, che poteva screare il suo maion nuovo e essi così l'uccello più bello dal bosco. Dal momento che altri si tornavano in lavoro, il piccolo Babbo Nadal alle là di corse dal gran Babbo Nadal e ha dite duce che era succeduto. Il gran Babbo Nadal era stato incocalito e lo ha nominato il Babbo Nadal dalle besties. Bravo! A son saltato su che altri Babbos Nadal, facendo a lui un evore di festis. Di quel dì il piccolo Babbo Nadal è diventato importante come tutto che altri. Un Nadal d'avoro che l'altri. Ecco, Frus, anche queste storie state contate. Mi raccomando, non stai mangiando alla prossima. Mandi, mandi!